Ciao, sono Luca e stavo sistemando un po' di carte e volevo condividere con te dei pensieri perché ci sono un sacco di difformità nelle case, sempre di più si scoprono nel momento della vendita ovviamente. Se lo scopri nel momento dell'acquisto è già troppo tardi e quindi nel momento in cui si vendono le case, se il professionista è serio e competente, si scoprono tutte delle difformità che vanno a peggiorare quello che è il valore della casa o addirittura potrebbe trarre in errore il venditore. Perché quando si va a vendere la casa l'immobile deve essere perfettamente regolare, soprattutto in comune, perché c'è una differenza tra comune e catasto. Il catasto non è probatorio, il comune è quello che fa fede. Ma a parte questi tecnicismi, qual è il rischio per il venditore? Magari trovarsi delle difformità, un muro spostato, una finestra che è diventata una porta-finestra o tante volte nei sottotetti e quindi rischia di non poter vendere la casa o dover spendere molti soldi per sistemarla, rischiando di magari proporre quella casa a un valore sbagliato. Ed ecco perché il professionista può aiutarti in questo. Tranquillo, tutto si risolve e se vuoi sono qui.